Viva Dio, vediamo cosa può succedere, ecco, tutto qua. È l'attesa, occhi rivolti al cielo e sguardo in avanti oltre il giardino ai campi già allagati. Gran parte della Golena è ormai sott'acqua. Alcune famiglie sono ospiti di amici e parenti. È arrivato il sindaco e i vigili e ci hanno detto di andare via perché sapevano che aumentava l'acqua e siamo andati a dormire dai suoceri di mio figlio. Altre, come questa, sono pronte a farlo. La morsa del maltempo nella nostra provincia continua a stringere e l'attenzione è tutta rivolta al fiume Piave, sorvegliato speciale almeno fino a venerdì sera. Alle 12 era atteso il livello di massima criticità, fortunatamente fermatosi a 1350 cm3. Pensiamo che tutto rientri, anche perché la portata anche a Burke si sta molto riducendo, dai 1.800 ieri sera siamo arrivati ai 1.300 circa di oggi, quindi la situazione deve rientrare. Vivenza e Monticano non destano nessuna preoccupazione. Allestiti Cocca, Ponte di Piave, Zensona e Protezione Civile in azione a San Biagio di Callalta. Sfollate oltre 70 famiglie a Ponte di Piave, 15 la notte passata, altre 60 in queste ore e con non poche difficoltà. Non era evidente a tutti quello che stava accadendo, quindi davvero è stata la cosa più importante e difficile da fare perché sono legati alla loro casa, eccetera, però chiaramente qui era un discorso di sicurezza e dovevamo assolutamente intervenire per convincerli. A San Biagio il sindaco ha già in tasca le chiavi per aprire la scuola in caso d'emergenza. Noi abbiamo questa disponibilità di avere una scuola, vecchia scuola elementare disponibile per vari scopi e in questo caso anche per lo scopo di poter avere un punto di riferimento di prima assistenza per le famiglie qualora venissero sfollate. Dopo la nottata tumultuosa, i comuni rivieraschi si sono riuniti in un vertice alle 13 con Provincia e Genio Civile, che ha predisposto di non far aprire le chiuse fino a sabato, per evitare che altra acqua si riversi fuori dagli argini, invadendo ulteriormente campi e giardini. Mi hanno detto che nelle prossime ore dovrebbe rimanere così, andar giù, speriamo. Casa sua c'è acqua? No ancora, è vicino al cortile ma ancora dentro no. Quindi la guarda da dentro casa? Come tutti. Il Piave bisogna che sia bel net, tutto in ordine e a sarta gente che va dentro tagliarsi e robe, no che bisogna pagare e dopo chi ha se la esporre. Il problema sono gli argini, quindi una difesa reale degli argini a beneficio di chi? Delle popolazioni. Questa è una situazione che si ripete spesso. Avete mai pensato di trovare casa fuori dalla Golena? Chiaramente sì, abbiamo pensato, però noi abbiamo le radici qua e quindi non è facile come voi pensate, è come andare in campagna alla città.